Buongiorno, buongiorno e benvenuti a Focus TG, 12 in punto, appena scoccate e iniziamo per stare in compagnia fino alle 13:30 come sempre tutti i giorni. Oggi è martedì 15 luglio, quindi metà esatta del mese. C'è chi di voi è già in vacanza, ma naturalmente ha la televisione anche nella casa di vacanza e regolarmente sintonizzata su Rete Veneta per seguire Focus TG. Vi facciamo compagnia in questo periodo di mezza giornata, di metà giornata. Magari siete già stati al mare, siete adesso rientrati o una passeggiata in montagna, giusto in tempo per seguirci. Tanti collegamenti come sempre all'esterno del nostro studio, la cronaca, i servizi delle nostre redazioni e naturalmente insomma la possibilità di farvi compagnia e nello stesso tempo di aggiornarvi su quello che accade. E di tempo non perdiamone, perché andiamo subito a San Donà, dove per noi ci sono Filippo Fois e Sandro Ponchio. Buongiorno Filippo. È crollata la trave di una casa e quindi apriamo immediatamente con la cronaca per capire cosa è successo. Ci sono anche delle famiglie evacuate. A te la linea, Filippo, a te e al tuo ospite. Raccontaci un po' cosa è successo, facci il punto della situazione ai nostri e insomma, telespettatori. Siamo proprio nel cuore di San Donà di Piave. Buongiorno Federico, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo proprio nel cuore di San Donà di Piave perché alle nostre spalle c'è Piazza Indipendenza, che è la sede del comune. Quella in cui ci troviamo è via Cesare Battisti e qui purtroppo i condomini sono stati in alcuni casi svegliati di soprassalto da un boato. Noi siamo assieme a Giuseppe Cotroneo, che è uno dei condomini di questa palazzina al numero 42 di via Cesare Battisti, che da questa notte non è più abitabile momentaneamente. Cos'è successo attorno alle 11 di stanotte, Cotroneo? Praticamente abbiamo sentito un rumore sordo. Inizialmente pensavamo a un boato così, però non ci siamo resi conti in un primo momento. Poi successivamente abbiamo pensato che ci fosse qualcosa nel sottotetto che non andava. Con molta prudenza mi sono recato su e ho visto che effettivamente un trave in legno del sottotetto aveva ceduto. E quindi, visto questo, subito allertati i ragazzi che erano in casa con me, dicendogli di andare subito via perché c'era pericolo di crollo. Dopodiché, siccome abbiamo una persona anziana, nostra dirimpettaia, che non si era accorto di niente, ho cercato subito, senza spaventarla più di tanto, a venire giù insieme a me. Prima ci ha detto l'ingegnere che sono 2 i crolli addirittura di travi, anche una seconda c'è. Praticamente il primo crollo era una trave secondaria in legno, dopodiché mi ha provocato anche il crollo di un'altra trave. Questa era una trave centrale. Ecco, non si sanno ancora i motivi, probabilmente forse è stata un'infiltrazione. Si parla il tecnico parlava, l'ingegnere, di un'infiltrazione che si era provocata col tempo dell'acqua e quindi ha creato praticamente questo smottamento di questa trave. Allora, questa palazzina, lo vedete, ha 2 piani, quindi ci abitano 3 famiglie più uno studio legale, sotto c'è anche un negozio, chiaramente anche questo deve rimanere chiuso. I tempi stimati per poter rientrare in casa sono circa una settimana, voi pensavate? Praticamente hanno detto che siccome si sono adoperati subito per metterla in sicurezza la palazzina, dovremmo tecnicamente nel giro di una settimana rientrare, mettendola in sicurezza in tutti i sensi. Dopodiché con calma provvederemo, visto che i tempi adesso ad agosto non giocano a nostro favore. Ci sarà poi la progettazione del tetto. C'è stata un po' di paura ieri notte. Paura sì, diciamo, là per là una persona non si rende conto di quello che sta succedendo, però con sangue freddo mi sono tempestivamente, ho cercato di avvisare tutti e di far sgombrare la palazzina in tempi, poi allertati i vigili del fuoco, i carabinieri, è venuto anche il sindaco Alberto Teso a verificare quale fosse il problema e adesso il pronto intervento sociale si sta attivando praticamente per darci un supporto morale su quello che è successo. Certo, ripeto, è una cosa molto forte. In questi casi si capisce effettivamente cosa significa quando le persone vengono sballottate dal proprio appartamento e inizialmente non sapevamo nemmeno dove andare.
Poi fortunatamente ci siamo recati in albergo qui e siamo riusciti a trovare una prima collocazione. Speriamo bene. Allora Cotroneo, noi le facciamo naturalmente tutti gli in bocca al lupo a lei e agli altri condomini. Tra l'altro Giuseppe Cotroneo è anche un consigliere comunale di maggioranza in comune di San Donà di Piave con Fratelli d'Italia. Per ora da San Donà è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie Filippo, grazie al tuo ospite, naturalmente aggiornamenti poi nel corso dei nostri telegiornali, quindi siamo stati a San Donà di Piave, proprio nel centro di San Donà per questa vicenda e con insomma il dispiacere di vedere alcune famiglie che devono momentaneamente lasciare la loro abitazione. Non passiamo quasi nemmeno per lo studio perché usciamo di nuovo immediatamente, andiamo a Thiene, anzi scusate a Riese Pio X, dove troviamo Vanessa Banzato che è in compagnia di Cristian Roque Allende perché purtroppo dobbiamo rimanere sulla cronaca ed è una cronaca ben più grave di quella che abbiamo appena sentito raccontare da Filippo Fois, perché purtroppo c'è un ragazzo di soli 28 anni che ha perso il controllo dell'auto, è finito fuori strada e non ce l'ha fatta, ha perso la vita. Vanessa, a te, raccontaci. Buongiorno a te Federico, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, in effetti ieri sera attorno alle 21 Orlando Battistutti, 28 anni, residente a Breda di Piave, è morto proprio in questo punto. Restano ancora alcuni pezzi dell'auto sulla quale viaggiava Battistutti assieme a un amico di 35 anni che vive ad Altivole, quest'ultimo in gravissime condizioni, ricoverato al Cafoncello. Battistutti stava procedendo, dicevo, al volante della sua Volkswagen Golf. Siamo in via Kennedy, la provinciale 667, qui a Riese Pio X nella frazione di Vallà, quando molto probabilmente durante un sorpasso a velocità elevata ha perso il controllo dell'auto, ha sbandato, è finito sul ciglio della strada dalla parte opposta della carreggiata lungo la quale viaggiava e si è schiantato proprio in questo punto dove inizia la recinzione, si è abbattuta la macchina, ha sbattuto contro il muretto in cemento, si è capovolta. Battistutti è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ma pare sia morto sul colpo. Gravissime si dicevano le condizioni dell'amico 35enne che è stato elitrasportato al Cafoncello di Treviso. Tra l'altro questa strada è già stata teatro di incidenti stradali anche gravissimi, anche mortali. È un rettilineo tremendo, così ci ha detto la sindaca che abbiamo sentito, Ombretta Basso, che abbiamo sentito al telefono poco fa, un rettilineo tremendo che davvero sta causando, soprattutto negli ultimi tempi, decine di incidenti stradali. Perché? Perché la gente corre inutile e non viene rispettato il limite della velocità e la gente schiaccia il pedale dell'acceleratore e purtroppo si verificano incidenti, troppi incidenti stradali, l'ultimo quello di ieri sera in cui si diceva ha perso la vita questo 28enne, tra l'altro era conosciuto anche nell'area della Castellana, lui fa parte di una famiglia di giostrai, così come l'amico di 35 anni che appunto è gravissimo, che viaggiava con lui. Da chiarire adesso l'esatta dinamica dell'incidente, l'esatta dinamica di questo terribile incidente stradale mortale. Quando sono arrivati i sanitari sul posto del SUEM ieri sera non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Orlando Battistutti. Per il momento Federico, da Riese Pio X è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa, grazie anche per averci mostrato proprio il luogo dove è avvenuto questo fatto di cronaca, grazie a te e grazie a Cristian Roque Allende che ti ha fatto assistenza sul piano tecnico naturalmente. Adesso ancora la cronaca, purtroppo ci spostiamo e andiamo nel Padovano perché sono ore di angosce per una famiglia che si è precipitata a Corfù, quindi in Grecia, dopo aver saputo che il figlio di 17 anni è stato vittima di un incidente. Misteriosamente è precipitato da un balcone mentre era in vacanza sull'isola greca con gli amici. Per capire cos'è accaduto esattamente ci affidiamo a Valentina Visentin che ci racconta un po' la cronaca di quello che è accaduto.
È giallo su quanto è accaduto a Corfù, nell'isola greca, giovedì notte, dove un 17enne padovano è precipitato dal balcone dell'appartamento che aveva affittato con alcuni amici per trascorrere una settimana di vacanza. Il giovane ora è ricoverato nell'ospedale dell'isola greca in gravissime condizioni con traumi alla testa. I genitori sono corsi subito per capire cosa era accaduto e per stare vicino al figlio. Sul fatto stanno indagando ovviamente le autorità greche, ancora tutto da delineare i contorni di questa vicenda, non si capisce se si sia trattata di una disattenzione, di un incidente. A quanto pare il ragazzo era sul balcone insieme a delle altre persone, tra cui anche i suoi amici, forse è scivolato, non si sa nemmeno se è caduto di testa o di spalle, perché i traumi sono molteplici. Lo ha detto il papà che appunto è sull'isola per stare vicino al figlio ricoverato in ospedale. Ha un trauma cerebrale grave, questo è quanto si apprende, quindi le uniche notizie certe sono sulle sue condizioni, mentre ancora, come dicevamo, tutta da chiarire la dinamica di quanto è accaduto. Potrebbe essersi trattata anche di una banale perdita di equilibrio. Di sicuro verranno sentiti dalla polizia greca tutti i presenti al momento della caduta. Il ragazzo era lì da domenica insieme a degli amici, doveva ritornare sabato. Il grave incidente è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Non è ancora ricoverato in ospedale, quindi non potrà essere trasferito a casa finché non ci saranno dei miglioramenti sulle sue condizioni di salute. Ovviamente sono ore di angoscia per questa famiglia padovana. Il padre è un noto avvocato che insieme alla moglie è subito si trova ad oggi sull'isola greca di Corfù. Una vicenda questa del ragazzo 17enne padovano che riporta con i fatti alla memoria una tragedia avvenuta esattamente 10 anni fa a Milano, dove un ragazzo in gita con la scuola, Domenico Mauro Antonio, in gita con la scuola è precipitato dal balcone dell'albergo dove alloggiava ed è morto. Una vicenda appunto che risale a 10 anni fa, e ora a Padova si rivive la preoccupazione per la sorte di questo 17enne. Grazie a Valentina Visentin per questi aggiornamenti su quanto accaduto a Corfù. Sono le 12:12 minuti, martedì 15 luglio, ve lo ricordo, se ve lo foste dimenticati. Siamo in compagnia e rimarremo insieme fino alle 13:30 come sempre con Focus TG. Adesso andiamo a Jesolo per la tragedia avvenuta lungo le strade, con il lutto e la perdita di entrambi i genitori per Federico e Simone, i figli della coppia di appassionati di Harley Davidson morti nel maxi incidente di Jesolo. Chiedono la verità sulla morte della mamma e del papà, figli che prenderanno anche parte alla fase delle indagini preliminari. Si fa sempre fatica a pesare il lutto, la perdita, ma entrambi i genitori è un fatto gravissimo. Omicidio stradale aggravato con pluralità di eventi. Questo è il reato che si configura a carico del camionista moldavo di 44 anni di Padova che sabato pomeriggio in via Adriatica a Jesolo guidava completamente ubriaco il suo furgone, confermato infatti lo stato di ebbrezza con esami ufficiali, e unico indagato nel maxi incidente con coinvolte diverse autovetture e un camion con 4 feriti, e costato la vita alla coppia di motociclisti originari di Marghera, residenti a Peseggia di Scorzè, di ritorno dal mare in sella all'Harley, Manuela Ghezzo, 60 anni, il prossimo 18 agosto, e il marito Davide Magnanini, 59. A parlare è l'avvocato Simonetti di Mestre, il legale di fiducia dei figli della coppia, Simone 30 anni e Federico 25, due ragazzi che in un pomeriggio d'estate hanno perso tragicamente tutto, perdendo entrambi i genitori. È un lutto che merita la massima attenzione, la massima scrupolo, proprio perché anche se il dolore non è che si possa pesare, ma capisce che
Si tratta di una famiglia di 4 persone che viene dimezzata. Figli che ora chiedono verità su quanto accaduto. Il mandato l'abbiamo ricevuto stamattina, quindi non abbiamo visto nessun documento. Dalle notizie di stampa sembrerebbe appunto che l'omicidio colposo sia aggravato dall'ebbrezza alcolica. E come le dicevo, i camionisti hanno la tolleranza zero sull'alcol nel sangue e quindi i numeri che ho letto sulla stampa sarebbero di particolare gravità. Figli che prenderanno parte alla fase delle indagini preliminari. Se viene disposta una perizia, una consulenza tecnica in questo caso, hanno facoltà di nominare un ingegnere ed è quello che si consiglia sempre in questi casi, perché leggere poi dalla stampa la ricostruzione di quello che è successo non è il modo migliore poi per cercare di affrontare queste tragedie. In questo caso l'omicidio purtroppo è plurimo, nel senso che nello stesso evento perdono sia la mamma che il papà e quindi merita l'approfondimento massimo e la massima diligenza nel ricostruire quello che è successo. Poi i tempi delle perizie sono 30-40 giorni normalmente. Un sabato pomeriggio in apparenza come tanti sulla rotonda Bennett di Jesolo, quello appena trascorso, dove invece la vita di entrambi i genitori di Simone e Federico è stata spazzata via per sempre. Grazie ad Anna Maria Parisi per questo servizio, per questo aggiornamento. Ancora parliamo di un lutto che è avvenuto a Padova nella polizia locale, perché è mancato per un improvviso arresto cardiaco Stefano Luigi Motolese, 55 anni, un vigile in forza alla polizia locale di Padova, viveva a Cadoneghe e lascia la moglie e 2 figli di 16 e 12 anni. Dopo l'assunzione nel corpo di polizia locale appunto di Padova, avvenuta nell'ottobre del 2007, ha prestato il suo servizio sul territorio come agente di prossimità nel centro storico della città e nelle aree periferiche, e dal 2015 era in forza come agente motociclista al reparto pronto intervento, e quindi ci uniamo ovviamente al dolore per la famiglia. E adesso andiamo a Mestre, dove c'è una specie di blocco delle consegne notturne da Alibaba, una pizzeria di Mestre. Perché è stato bloccato il dispositivo delle consegne a domicilio? Perché c'è stata una rapina con coltello e bastone al rider delle pizze sabato scorso e quindi si è deciso di prendere questo provvedimento. Sentiamo Anna Maria Parisi. Stop alle consegne notturne da Alibaba in via Bissuola a Mestre dopo la violenta rapina al rider delle pizze subita sabato scorso dopo le 22:30, quando 3 banditi mascherati con cappuccia e armati di coltello e bastone, 2 dei quali dalla pelle chiara con il terzo pare di nazionalità africana, hanno rapinato il rider delle pizze dell'incasso della serata, 400 euro scarsi. Lui ancora ha paura, adesso non facciamo più la consegna a domicilio dopo alle 10, però paura sempre c'è queste cose perché è importante la salute e la vita. È lo stesso Hussain, il rider delle pizze di nazionalità pakistana di 34 anni, ancora sotto shock, che in mattinata ha presentato denuncia dell'accaduto in questura a Venezia, a raccontare la violenta aggressione subita al quartiere Pertini a Mestre mentre consegnava le pizze a domicilio. 3 persone, una persona con coltello, una persona con bastone. Dove ti hanno puntato il coltello? A questo. Sulla pancia? Sì. Coltello 20-30 centimetri lungo. E uno ti ha puntato il coltello e un altro invece? Sì, una bastone. Sul collo? Sì. La decisione di sospendere le consegne dopo le 22, una rinuncia forzata che riflette il clima di paura crescente tra i lavoratori e l'esercente del quartiere Bissuola. Ad ottobre scorso un'altra rapina con lo stesso modus operandi. Perché è successo 3-4 mesi fa un'altra pizzeria, ho sentito, e anche con noi lo stesso posto e le stesse cose è successo. Quindi è una banda che agisce? Secondo me di sì, c'è una squadra che fa queste cose. Eccoci allora dopo il servizio di Anna Maria Parisi e insomma la paura, lo spavento
per questi commercianti. Adesso ci spostiamo a Thiene. Perché andiamo a Thiene? Perché non è proprio per fortuna una notizia di cronaca negativa, anzi c'è dopo tanti anni la consegna dei lavori per realizzare il nuovo collegamento tra il casello autostradale dell'A31 Valdastico di Thiene e la strada provinciale Nuova Gasparona, che a Vicenza è una delle strade più importanti e più conosciute. Io l'ho spiegato così a grandi linee, ma adesso ci affidiamo a Daniele Garbin e a Cristian Roccaiende, che sono proprio a Thiene, e quindi ci racconteranno sicuramente molto meglio quello che sta accadendo e è accaduto, e lo farà Daniele anche grazie ai suoi ospiti. A te. Sì, buongiorno Federico, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo a Thiene in compagnia del sindaco Gianantonio Michelusi, buongiorno, e del presidente della provincia Andrea Nardin. Buongiorno a tutti voi. Ecco, dicevi bene, perché è un momento storico proprio per questa realtà e non solo per il territorio di Thiene, dopo ce ne parlerà ovviamente il presidente della provincia, perché era un'opera attesa, diceva prima anche nel discorso di presentazione, dal 1975 le amministrazioni comunali si sono succedute proprio per l'importanza anche di riuscire a salvaguardare questo territorio. Sono 1350 metri, vero? Adesso il collega farà vedere da cui partiranno, perché oggi il momento è l'affidamento dei lavori, ecco, se tanto la progettazione. E dal 75 al 2024, si diceva prima, è stato poi approvato dal Ministero il progetto definitivo con tutta una serie di problemi. Ecco, ci dica subito Sindaco cosa rappresenta, oltretutto anche in questo momento, questi 1350 metri, insomma sembra una bazzecola, però in questo punto preciso cosa rappresenta per lei il territorio? Beh, sicuramente un'opera importantissima, 1350 metri, 1100 in trincea, 8 metri sotto, diciamo. Quindi è un'opera che noi aspettavamo dal 1975, che devo ringraziare tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo, però la svolta definitiva è stata data, diciamo, dal 2022, quando il colloquio con A4 è diventato davvero importante e quindi si è potuti procedere al progetto esecutivo. Quindi oggi non si parte con il progetto esecutivo, si parte proprio con la ruspa a realizzare quest'opera, che è importante perché ci toglierà sicuramente il traffico nella zona industriale di Thiene, e quindi la bretella servirà per portare mezzi pesanti ma anche auto dal casello autostradale di Thiene direttamente all'SP 111 della Nuova Gasparona, quindi verso Bassano. Ecco. Importo è stato proprio precisato di 38 milioni di euro, questa cifra importante, e nel discorso che faceva prima il Presidente, insomma, ha fatto la distinzione, no? 20 milioni il costo effettivo è circa una quindicina, poco più, per tutta una serie di oneri. Questa è una riflessione importante, per quello sono anche gli investimenti e soprattutto questa parte, no? Dei finanziamenti ricevuti per la presenza dell'autostrada 4 e del 31, che riflessione ha fatto? Poi lo ricordiamo in questo momento sull'opportunità di mantenere e soprattutto investire sul posto, sul territorio, questi utili. Sì, sicuramente la prima riflessione è un momento importante oggi, concretezza e vicinanza al territorio che ancora una volta la provincia di Vicenza manifesta anche attraverso la partecipazione in A4. Dopodiché si è fatta una riflessione importante sugli utili che l'A4 annualmente riversa sul territorio, anche con una progettualità pluriennale che va a computare oltre 100-200 milioni di euro sul territorio vicentino. Quindi l'importanza di vedere anche per quanto riguarda la previsione futura di eventuali assegnazioni della gestione della 4, quelli che sono i flussi di denaro che noi tutti, pagando il biglietto, produciamo, che possano essere reinvestiti sul territorio, perché, come ha detto giustamente il direttore della 4, i danni, in qualche modo i disagi ce li hanno gli abitanti della provincia di Vicenza, e quindi è giusto che il ristoro ce l'abbia il territorio della provincia di Vicenza. Per esempio andando a sostenere quella che è un'importante opera per i cittadini, ma anche per le tante imprese che su questo territorio incidono, che potrebbe unire il casello di Thiene non solo alla Nuova Gasparona, come avverrà ora in circa poco più di 2 anni, ma anche all'Alto Vicentino, quindi all'area di Schio. Ma questi soldi potrebbero provenire appunto da una gestione oculata, attenta, ma soprattutto partecipata dal territorio vicentino degli utili della 4.
o della gestione comunque di questa bretella autostradale. Adesso vi farò vedere il collega mentre parleremo con l'ultimo intervento del sindaco, se vuol vedere i progetti, perché diciamo che è vero che sono 1350 metri, però sono molto complessi, veramente il progetto quando era stato pensato è assolutamente diverso dalle esigenze, si parla di una serie di sovrappassi, quasi tutto il tratto in trincea, insomma, e soprattutto il drenaggio delle acque, che cosa è tutta quanta una questione assolutamente tecnica, importante dal punto di vista viabilistico. Ecco, quindi noi crediamo fermamente a questo progetto, che secondo me darà una risposta effettiva proprio al traffico che incide nella città di Thiene, perché essendo una città baricentrica dove arriva l'autostrada, arriva l'SPV, arriva la nuova Gasparona, ovviamente supporta un traffico elevato per l'Alto Vicentino. Quindi anche con la provincia di Vicenza, dove c'è la massima condivisione di intenti, ci sarà la possibilità di ragionare anche sull'arteria di via d'autostrada, ma anche di altre arterie tipo la bretella nord sostanzialmente. Tempi di consegna? Abbiamo capito l'anticipato? Tempi di consegna dovrebbe essere inizio del 2028. Noi comunque saremo attenti a verificare il cronoprogramma dell'opera. Ecco. C'è anche un po' in prospettiva, avete anche ragionato sul proseguimento, vero? C'è anche verso l'ospedale di Sant'Orso. Vero? Sì, quello che dicevo prima, l'importanza di avere comunque questi che sono gli utili della 4 reinvestiti sul territorio, e uno dei punti neri della viabilità provinciale assieme all'SP46, sulla quale stiamo facendo anche lì investimenti importanti come provincia, è appunto questo sbocco a nord, quella che il sindaco ha definito come tangenziale nord per l'area di Thiene. Grazie, buon lavoro, ci rivedremo sicuramente presto. Sicuramente sì, speriamo con nuove inaugurazioni. Buongiorno. Grazie a tutti voi. Ecco, da Thiene è tutto, a voi la linea. Grazie Daniele per aver spiegato bene insieme ai tuoi ospiti quest'opera così importante. Abbiamo così preso fiato, torniamo però alla cronaca. Alle 12:26 andiamo a Motta di Livenza, perché questa mattina alle 8 c'è stato un incidente grave, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, per un'auto che ha sbattuto contro due alberi, praticamente spaccandosi in due parti. Auto messa in sicurezza, l'arrivo del SUEM, c'è una persona in gravi condizioni, come dicevo, presenti anche i carabinieri. Abbiamo, per farci raccontare quello che è accaduto, in collegamento al telefono il nostro Christian Arboit. Buongiorno Christian, sei lì sul posto. Buongiorno Federico, purtroppo devo aggiornare il quadro, il soggetto di cui parlavi è deceduto, abbiamo l'ufficialità da parte dei carabinieri e dell'ULS 2 Marca Trevigiana. Si tratta di un 23enne nato a Motta di Livenza ma residente a Pordenone, quindi un ragazzo di 23 anni che si trovava a bordo dell'auto che si è spezzata letteralmente in due, questa Alfa Romeo Brera. L'incidente poco prima delle 8 a velocità folle. Ho parlato con diversi testimoni e tutte le testimonianze sono univoche. In tanti mi hanno parlato di una velocità fino a 200 km orari. Di certo, ed è quello che sta emergendo, è successo qualcosa. Pare che il ragazzo stesse eludendo dei controlli dei carabinieri. Poco distante infatti dal luogo dell'impatto c'era un presidio dei carabinieri. Va detto e va sottolineato in questa fase che non c'è stato nessun inseguimento da parte dei militari, da parte dell'Arma, ma con ogni probabilità il ragazzo ha fatto tutto da solo, quindi proprio per eludere il controllo, per eludere i controlli o nel timore che qualcuno potesse inseguirlo. Parliamo anche di un soggetto noto alle forze dell'ordine, avrebbe premuto parecchio sull'acceleratore. Arrivando in via Corrado Gini, siamo a San Giovanni di Motta di Livenza, e appunto andando a sbattere prima contro un cordolo, poi la traiettoria impazzita contro dei pali della luce, 3 alberi, rami che sono stati letteralmente sradicati, la macchina accartocciata su se stessa, spezzata in due. In questa traiettoria mortale, ma non si riesce ancora a collocare temporalmente, c'è stata anche la collisione con un furgoncino di una ditta privata di impianti elettrici. Ho parlato sul posto con il titolare della ditta, il ragazzo che era alla guida di questo furgoncino
sta bene. Il 23enne invece di Pordenone, nato a Motta di Livenza, è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale di Oderzo, ma lungo il tragitto è deceduto, quindi insomma è un evento davvero tragico. Tra l'altro, ecco, va detto che nell'immediatezza, e questo mi viene confermato proprio in questi minuti dai carabinieri, nell'immediatezza dell'impatto in aria sono volati più cellulari, almeno tre mi hanno detto dei testimoni, più cellulari, e sono state ritrovate a terra anche delle sostanze stupefacenti, parliamo di alcuni panetti di hashish, quindi probabilmente questo ragazzo voleva eludere i controlli, ma questa è l'ipotesi principale che si sta facendo in questi minuti, in queste ore, e chiaramente nel corso del pomeriggio avremo sicuramente altri dettagli. Resta una tragedia in tutta la sua potenza, resta lo shock di un'intera frazione, perché comunque il tutto è avvenuto in pieno centro, a ridosso delle case, dei giardini dove sono volati i pezzi di quest'auto, e quindi tutti sono sotto shock. Parlano di una mattinata terribile, iniziata alle 7:50 con quello che è stato definito un colpo quasi da mortaio, una bomba che ha fatto tremare i vetri. Resta il fatto che questo 23enne non c'è più, ed è l'ennesima croce su una strada, via Corrado Gina, Motta di Livenza, che già negli anni scorsi era stata teatro di sanguinose tragedie. Per il momento è davvero tutto. Federico, da Motta di Livenza ti restituisco la linea. Grazie a Cristian. Dovremmo avere anche una testimonianza di quello che è accaduto a Motta di Livenza, raccolta sempre dal nostro Cristian Arboit, che proviamo a sentire insieme. Allora, grazie alla regia, grazie ad Andrea Bassa, Alberto Pivetta, che sono in regia e che mi aiutano, come dico sempre, mi supportano ma anche mi sopportano, e li ringrazio, e andiamo a sentire anche la voce di questo testimone. Signora Moleo, lei che cosa ha sentito questa mattina? Verso 8:15 del mattino si è sentito una macchina a forte velocità e dopo un forte boato. Però io pensai che era camion di immondizia. Quando vine fuori ho visto un corpo per terra, non sapeva se era ragazzo o femmina. Mi sono avvicinato e era la macchina partita in due. Punto. Perché è uno scenario infernale quello che stiamo ancora vedendo. Sì, guarda com'è la macchina partita in due, cioè, ti rendi conto subito alla velocità che veniva. E senta signora Moleo, questa è una strada dove si corre? Tanto, si bien che c'è divieto si corre tanto qua. Di notte qua vanno tutti più di 100 all'ora. Poco tempo fa avevano perso la vita anche alcuni ragazzi sempre su questa mi sembra strada. Che nel 2001 3 ragazzi sono morti giusto qua in questo albero, che ci sono le foto, le fiore. Quindi insomma è una mattinata difficile. Oggi sì. Dopo è venuto subito carabinieri, è venuto subito pompieri, l'ambulanza, è venuto anche l'elicottero, ma come il ragazzo non lo so, non so dirlo. Cristian, con i quali ci siamo collegati pochi istanti fa. Adesso andiamo nel Bellunese per parlare ancora della frana, la frana di San Vito, con continui aggiornamenti su quello che è accaduto. Tra poco ci collegheremo in diretta con Tiziana Bolognani, che è lì sul posto per noi. Intanto aggiorniamo la situazione, si lavora ininterrottamente per rimuovere la colata di terra, di detriti, e ripristinare la sicurezza della circolazione. Oggi ci sarà anche una riunione tecnica a Palazzo dei Rettori, e ANAS annuncia la riapertura, e vedremo se è stato veramente così. Intanto facciamo questo aggiornamento con il servizio di Tiziana Bolognani.
Personale e mezzi ANAS sono al lavoro ininterrottamente da domenica mattina sulla 51 di Alemagna a San Vito di Cadore per rimuovere fango e materiale roccioso. L'obiettivo dichiarato è ripristinare a tempo di record la viabilità e, salvo contrordini o nuovi episodi temporaleschi, la riapertura totale al traffico è prevista nelle prossime ore all'alba del 15 luglio. Il transito sarà consentito sempre nella stessa fascia oraria decisa la settimana scorsa, dalle 6 alle 20, ma l'incubo potrebbe materializzarsi di nuovo. L'ennesima colata di sassi, detriti e fango, un volume di materiale pari se non superiore a quello del 1° luglio, è finita parte sulla strada di Alemagna, l'altra trasportata fino all'alveo del torrente Boite. Le ditte incaricate da ANAS hanno completato la rimozione del materiale più grosso dalla carreggiata e si sta lavorando per il ripristino del pluviometro a bordo strada che è rimasto danneggiato dall'evento. Il protocollo di sicurezza messo a punto venerdì scorso al tavolo della prefettura ha dimostrato la sua efficacia, ma è impensabile poter sostenere la situazione in questo modo. Io spero che anche con il pungolo delle Olimpiadi si provveda a un grande finanziamento, perché io non so quale sia la soluzione, ma penso che una galleria paramassi o altre soluzioni possano garantire la sicurezza ai cittadini. Questa è l'attesa risposta del presidente Zaia, mentre l'attenzione è tutta sul governo che, dichiarando lo stato di emergenza, potrebbe stanziare fondi per la messa in sicurezza dell'Alemagna. Per la Vinità, un progetto definitivo di ANAS nell'ambito delle opere per i mondiali di sci 2021, protocollato il 28 luglio 2017, esiste già e prevede, pur se con calcoli empirici, la realizzazione di un bacino di circa 7.100 metri cubi, non tanto per il contenimento della colata, ma per un effetto migliorativo della situazione osservata allora. Nel 2017 il geologo Fenti e il progettista Marcer auspicavano che gli enti competenti prendessero in considerazione di realizzare un altro piccolo invaso di contenimento di circa 5-6.000 metri cubi a Monte della Briglia esistente e nel contempo anche la riprofilatura del canalone dell'altro ramo di colata posto in destra orografica. Peccato che tutto sia rimasto nel cassetto. Allora, questa era un po' la situazione aggiornata, grazie a Tiziana Bolognani, che però abbiamo in collegamento, dicevo, quindi in diretta con Stefano Bozzi, riapertura della statale che però non risolve di certo l'emergenza, come si diceva, nuovo vertice in prefettura oggi. Tiziana, a te la linea, aggiornaci per piacere, grazie. Sì, buongiorno Federico. Le persone che state vedendo uscire, il movimento che c'è alle nostre spalle, l'ingresso della prefettura, le forze dell'ordine che hanno partecipato questa mattina al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, ma nulla c'entra la statale 51 di Alemagna quanto invece l'organizzazione delle prossime Olimpiadi. Nel pomeriggio invece alle 16:30 in prefettura ci sarà l'incontro tecnico, un nuovo vertice tecnico per tentare di capire in che modo può essere trovata una soluzione perlomeno definitiva nei prossimi mesi, una soluzione che eviti la chiusura della 51 di Alemagna a San Vito, all'altezza di Dogana Vecchia, dove le frane si ripetono. Per la verità ne è scesa una anche ieri pomeriggio, non serve un temporale importante, servono davvero pochi accumuli, perché il materiale di cui si compone quel versante è un materiale che ben si lascia trascinare dall'acqua che scorre sotterranea, e pensate che in questo momento si calcola che ci siano ancora sospesi almeno 100.000 metri cubi di materiale. Se pensate che fino ad oggi i quantitativi scesi stimati, che hanno invaso la strada in parte e poi hanno proseguito, diciamo, il loro percorso verso il torrente Boite, sono stati stimati in poco più di 4.000 metri cubi di materiale il 1° di luglio e altrettanti 2 giorni fa. Vedremo che cosa emergerà da questo vertice pomeridiano, di cui naturalmente vi terremo aggiornati nel nostro telegiornale. Prima di concludere, a proposito di frane, vi do l'esatto ammontare quantificato dei danni della frana, causati dalla frana di
Cancia in comune di Borca di Cadore a metà giugno. Si parla di 12 milioni di euro, 2 milioni è la somma di denaro messa a disposizione complessivamente in quest'anno dal bilancio ritrovato tra le pieghe del bilancio dell'amministrazione provinciale. Ne mancano 10 e per questo motivo dalla provincia, da Palazzo Piloni, questa mattina è partita una lettera, una richiesta alla Protezione Civile Nazionale e alla Regione del Veneto. Federico, è tutto, a te. Grazie Tiziana, grazie a te, grazie a Stefano Bozzi. Come sempre abbiamo notizie aggiornatissime, grazie a voi, su quello che sta accadendo lungo questa strada così tormentata e vedremo allora nelle prossime ore cosa accadrà, in particolare dopo la riunione in prefettura. Sono le 12:39, martedì 15 luglio, torniamo alla cronaca, lo facciamo per parlare delle indagini in corso da parte dei carabinieri dopo la denuncia di un'aggressione nei confronti di un uomo che stava passeggiando con la figlia lungo una delle strade a ridosso del Duomo di Montebelluna. A sera bisogna chiudere presto perché non si sa mai. È il commento di uno dei residenti di Via Cava e Montebelluna, soprattutto dopo aver saputo dell'aggressione ad un papà che stava passeggiando lungo questa via con la figlia. Via Cava è una stradina a ridosso del Duomo, utilizzata praticamente solo dai residenti. Un luogo tranquillo per fare due passi in cerca un po' di fresco in queste caldissime giornate di luglio. Così hanno fatto l'altra sera un 58enne della zona e la figlia di 19 anni, fino a quando in uno degli angoli meno illuminati è spuntata fuori una ragazza con il volto coperto e un pezzo di vetro in mano. La giovane ha affrontato l'uomo, pare chiedendogli del denaro sotto la minaccia del coccio appuntito. Solo che il suo aspetto gracile non ha per nulla intimorito il 58enne, che anzi l'ha spintonata levandogli il vetro dalle mani. A quel punto la giovane si è data alla fuga, mentre l'uomo ha sporto subito denuncia ai carabinieri, che ora stanno indagando sul fatto. Di certo, complice un'illuminazione definita non sufficiente da alcuni residenti, lungo questa via non sarebbe raro incontrare strani personaggi. Perché viene da là, i tosati, in 3, 4, in bicicletta. Se per caso tu dovessi passare via, si sali chi vuoi. Ma insomma qualche giro strano c'è qua? Sì, chi ne sta preoccupato. Ora andiamo nel Vicentino, a Camisano, Vicentino per la precisione, perché sbucano ordigni dagli scavi in un cantiere, fumo bianco e piccole esplosioni, e così intervengono i vigili del fuoco, i carabinieri, ma addirittura anche gli artificieri. Allarme esplosivi in tarda mattinata nella zona industriale di Camisano Vicentino. Verso le 10:30, nel corso di alcuni scavi per la posa di grosse tubature drenanti all'interno del parcheggio di un'azienda in via dell'Innovazione, la benna della ruspa colpisce e frantuma un contenitore in legno a 2,5 metri di profondità. All'interno alcune sfere metalliche, molto probabilmente granate al fosforo della Prima Guerra Mondiale, che a contatto con l'aria rilasciano fumo denso. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco. La situazione era tutta l'area che si vede in fondo dove sono quei tubi in cemento, era coinvolta da fumo bianco pesante che faceva fatica a diluirsi e si diluiva leggermente un po' alla volta col vento. Quelli sono quegli involucri di metallo che dovrebbero essere tipo granate da mortaio, che una sta ancora fumando, non si vede, ma comunque tenendole bagnate riescono a stare sotto controllo, insomma. E il pericolo è così, è tenuto a bada da questa situazione, insomma, che si vede. C'era rischio per il fumo forse che creava il fosforo, perché ci sono state anche 4-5 esplosioni durante lo spegnimento, ma non ha fatto sta esplosione devastante. Una situazione potenzialmente pericolosa che ha fatto scattare dalla prefettura tutte le procedure previste in questi casi, del tutto simili a quelle note avvenute nei cantieri della TAV. In questo caso non si trattava fortunatamente di bombe da aereo. Il sindaco alla fine ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Sono ritrovamenti storici di quel tempo là, quando una famiglia si trova nel ritiro magari di qualche azione militare in casa, qualcosa, era comune metterla in sicurezza, scavare una buca e metterla sottoterra, insomma.
Allora, a livello di sicurezza quanto è preoccupante questo ritrovamento? No, effettivamente a livello di sicurezza no, perché gli esperti che sono arrivati ci hanno già tranquillizzato. Nel pomeriggio sono arrivati artificieri, hanno messo in sicurezza l'area, hanno tolto tutto quello che c'era da togliere. Ci preoccupava all'inizio perché le notizie che arrivano sono sempre un po' allarmanti, ma è giusto così. Però dopo abbiamo preso coscienza di tutto e tutto quanto si sta risolvendo nel modo più migliore per tutti, insomma. Questo è accaduto a Camisano Vicentino, adesso andiamo in Friuli Venezia Giulia grazie ai nostri colleghi di quella regione, perché la cronaca ci porta a raccontarvi di una ragazza austriaca che ha denunciato di aver subito molestie all'esterno della discoteca Drago di Lignano Sabbiadoro. Un brutto episodio di presunta violenza sessuale è stato denunciato da una ragazza austriaca a Lignano Sabbiadoro. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra sabato e domenica vicino alla discoteca Drago, dove la ragazza aveva partecipato al single party, la festa dedicata a chi ha voglia di conoscere e incontrare altre persone. La turista ha riferito ai vigilantes del locale di essere stata molestata da un uomo con cui, pare, si fosse appartata poco prima. Secondo il racconto fatto anche ai carabinieri, l'uomo avrebbe approfittato della situazione in cui erano rimasti soli per palpeggiarla contro la sua volontà. Nessun altro tipo di violenza più grave è stato commesso, anche perché la giovane austriaca è riuscita a sottrarsi alla presa e mettersi al sicuro. Quando è stata trovata era in lacrime e in stato di shock, tanto da avere difficoltà respiratorie. I carabinieri hanno iniziato subito a raccogliere elementi per ricostruire i fatti e dopo aver rassicurato la giovane l'hanno lasciata in compagnia del gruppo di persone con cui si trova a Lignano per trascorrere un periodo di vacanza. Grazie ai nostri colleghi, in particolare Francesco Pezzella che ci ha raccontato di questo fatto di cronaca. Adesso la cronaca ci porta a Galliera Veneta, dove si aggirava in strada armato di ascia. Un 42enne nigeriano è stato fermato e denunciato dai carabinieri. L'uomo è stato notato in centro a Galliera dal titolare di un esercizio pubblico che ha contattato il 112 segnalando questa presenza dell'uomo che si aggirava a bordo della propria bicicletta armato di ascia. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di fermare e identificare lo straniero che aveva questa ascia con il manico di legno. L'arma naturalmente è stata sequestrata. E adesso andiamo nella Marca, trevigiana, perché i carabinieri del NAS hanno controllato centri estetici e saloni di parrucchieri, sospese 3 attività, sanzioni per 12.000 euro, ma nel mirino di queste attività nelle ultime settimane sono finiti anche bar e ristoranti. Tutte le attività coinvolte, va precisato, hanno già provveduto a regolarizzarsi. Parrucchieri ed estetisti sotto la lente dei carabinieri del NAS, che nella Marca hanno controllato 26 saloni, arrivando in 3 casi a disporre la sospensione dell'attività. Si tratta di 2 centri estetici e di un acconciatore con sede nell'Interland di Treviso. Contestazioni per violazioni di carattere amministrativo per altre 5 strutture, con sanzioni per un totale di circa 12.000 euro. All'origine dei provvedimenti presi dal NAS, mancanze legate all'applicazione di leggi regionali e regolamenti comunali. Quella nei confronti di estetisti e parrucchieri non è l'unica attività svolta nelle ultime settimane dai carabinieri del nucleo antisofisticazione. 27 le verifiche dal punto di vista igienico-sanitario in altrettanti locali pubblici e in ben 21 casi sono state rilevate delle irregolarità e qui le sanzioni sono arrivate a superare i 30.000 euro. Si è reso necessario sequestrare 50 kg di cibo e bevande e 5.500 confezioni prive di tracciabilità, valore di mercato 5.200 euro. In un ristorante della Solano, sanzionato per 3 diverse violazioni, sono state infine sequestrate ben 700 bottiglie di vino di cui non era possibile provare la provenienza. E ora torniamo dal nostro Filippo Fois che con Sandro Ponchio ci parla di un tema purtroppo di grande attualità, l'aggressione ai sanitari, che siano medici, infermieri, operatori insomma della sanità, perché da San Donà di Piave arriva una notizia che dovrebbe essere positiva per loro, cioè aiutarli un po' a proteggersi. Filippo, a te la linea, raccontaci. Dunque, buongiorno nuovamente da San Donà di Piave, questa volta siamo al pronto soccorso e già ci dobbiamo spostare perché sta arrivando l'ambulanza
per cui facciamo tutti un passo avanti. L'avete riconosciuto in compagnia di Mauro Filippi, che è il direttore generale dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Però l'ospite principale stamattina è questo oggetto qui, la bodycam, di cui sono forniti, hanno in dotazione adesso il personale del SUEM 118. E tra l'altro un progetto che non ha eguali in Veneto, perché per la prima volta viene qui all'ULSS 4 Veneto Orientale un progetto sperimentale, come si dice in questi casi. Sì, questi sono dispositivi mobili, indossabili, che abbiamo chiesto di poter provare in questa azienda. Ne abbiamo discusso a lungo con la Regione Veneto per poter capire quale poteva essere l'applicabilità e la trasferibilità di questa esperienza che stiamo facendo con i ragazzi del 118 qui a San Donà e a Portogruaro. Siamo i primi a sperimentarlo e quindi dobbiamo essere anche attenti a fare in modo che si restituiscano dati importanti, utili per le altre aziende del territorio che vorranno eventualmente utilizzare questo tipo di dispositivo. Quante aggressioni ci sono state nel ULSS 4 l'anno scorso? L'anno scorso abbiamo avuto 108 segnalazioni che comprendono anche aggressioni di tipo verbale e sono le prevalenti. Le aggressioni fisiche sono state 8, metà rispetto al 2023. E di queste però nessuna ha comportato segnalazione all'INAIL, quindi con una prognosi in tutti i casi inferiore ai 3 giorni. Ovviamente puntiamo al dato zero, ma non basta che ci lavori la sanità, bisogna che anche la comunità, le persone capiscano che qui ci si viene a curare e non ad aggredire il personale. Senta, è difficile da usare? No, non lo è assolutamente, è una procedura molto semplice, alla fine basta poi schiacciare un pulsante e il dispositivo va in registrazione. Una volta poi bloccato i dati vengono salvati su un cloud e vanno poi anche eventualmente a disposizione per l'autorità giudiziaria. Lei deve dire prima qualcosa tipo sto registrando quando... Esattamente, attenzione, sto registrando, dopo insomma gli diamo un diktat anche verbale prima di poter azionare il dispositivo, però qualora il malcapitato, l'aggressore continui con noi, iniziamo a registrare insomma lei non è mai capitato ancora di usarla, mi ha detto, ma le è capitato di avere a che fare con un paziente un po' troppo, diciamo, sopra le righe? Purtroppo per la natura stessa del pronto soccorso, a volte delle persone che sono agitate, che sono più aggressive nei nostri confronti, ci sta, è un epifenomeno che noi capita e che sappiamo anche gestire e che dobbiamo gestire. In alcuni casi le aggressioni sono un po' più di natura gratuita, legate forse anche un po' al nervosismo, all'attesa, però insomma devono anche a volte capire le persone che qui siamo per lavorare, l'utenza è tanta, noi l'impegno ce lo mettiamo per tutti e tutti vengono sempre, poi a tutti viene sempre garantita un'assistenza e una salute adeguata. È capitato, insomma, spero adesso però di non utilizzarla mai. Non doverlo mai utilizzare. Filippo, un'ultima battuta per quello che riguarda invece questa fase sperimentale. Intanto le chiedo quanto durerà, poi più o meno come si sviluppa, vale a dire probabilmente si studierà se c'è un effetto deterrenza grazie alle bodycam e poi se funzionano in caso purtroppo siano state utilizzate anche per la magistratura. Sì, contiamo di utilizzarla per almeno 3 mesi, dopodiché faremo il punto con gli operatori per capire se sono state utilizzate e se hanno avuto un effetto deterrente come auspichiamo, poi se diciamo, il progetto è un progetto valido ci confronteremo con la Regione Veneto e in quel caso potrà diventare un servizio che mettiamo in campo in via definitiva nei nostri pronti soccorsi. Grazie Mauro Filippi, direttore generale dell'ULSS 4 Veneto Orientale, grazie anche a voi, naturalmente buon lavoro che sicuramente non manca, siamo in pieno periodo, in piena stagione estiva per cui insomma turisti ce ne sono parecchi e in questo momento c'è parecchio da lavorare. Per ora da San Donà di Piave è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie ai tuoi ospiti naturalmente per questo collegamento, insomma notizie che potrebbero essere anche positive per quello che riguarda questo fenomeno, comunque insomma una deterrenza maggiore, ecco, questo sicuramente sì, prevenire è l'obiettivo anche di questo strumento. Ci fermiamo per un attimo, poi torniamo con Focus TG. (12:55), bentornati e ancora Focus TG, una mezz'ora abbondante da trascorrere insieme per aggiornarvi, raccontarvi. Siamo usciti molto dallo studio con tutti i nostri collegamenti a San Donà, a Belluno, siamo stati a Riese Pio X, a Thiene, a Padova per parlare
di molti argomenti, molti purtroppo legati alla cronaca, qualcuno anche un po' meno grave e decisamente più positivo. Adesso andiamo a Bassano del Grappa per lo spettacolo sul Ponte Vecchio, con la città che però resta tagliata in due e non ci si può nemmeno sporgere dal terraglio. Sentiamo di cosa parliamo, di cosa vogliamo parlare con Ferdinando Garavello. Signore e signori, sbrigatevi a passare che il ponte, anzi i ponti, chiudono per concerto. Poi chi paga può restare e tutti gli altri fanno il giro largo, non si possono sporgere e al massimo ascoltano la musica. Va così oggi a Bassano, dove il concerto con tanto di fuochi d'artificio sulla Brenta comporterà un assetto molto intimo per una bella fetta della città. Ma andiamo con ordine. Il Ponte Vecchio con l'orchestra suonante sarà chiuso per tutta la durata della manifestazione, mentre il Ponte Nuovo pure. Insomma, non c'è modo di passare la Brenta durante lo spettacolo e non stiamo mica parlando solo delle macchine, perché entrambi i ponti saranno vietati anche ai pedoni, ovvero chi ha il biglietto si può accomodare, tutti gli altri aspettano o fanno il giro largo, che se uno è in macchina, in moto, in bici può anche andare bene, ma per un pedone, mettiamo un anziano appiedato che deve oltrepassare il fiume per un qualsiasi motivo, le sbarre restano abbassate fino all'ultima nota e all'ultimo applauso e l'alternativa è farsi qualche chilometro a piedi. Lo dice nero su bianco l'ordinanza del comune che si spinge fino a vietare, testuali parole, il transito pedonale e lo stazionamento dei pedoni sul lato ovest del piazzale Terraglio al fine di evitare lo sporgersi delle persone verso la balconata che dà sul fiume Brenta. Avete presente il vecchio cartello ammonitore dei treni? Insomma, chi ha il biglietto si gode lo spettacolo, tutti gli altri, potenziali portoghesi inclusi, rosicano tutta la sera. In questa situazione il Ponte Vecchio diventa appannaggio solo di chi ha comprato un posto in prima fila, alla faccia del bene pubblico e del monumento nazionale, o di chi, come è accaduto in occasione di altri spettacoli, paga per prenderselo per tutto il tempo che serve. A conti fatti il Ponte Vecchio, il Ponte degli Alpini, il Ponte di Bassano è solo un ponte che quando c'è bisogno è di tutti e quando invece serve diventa un luogo da chiudere, interdire, vietare, nascondere allo sguardo. Una nostra telespettatrice ci ha scritto segnalando inoltre che i biglietti costano 10 euro a testa più un euro di prevendita e quindi una famiglia di 4 persone, facciamo 6 con qualche aggregato, è costretta a spendere una cifra non indifferente per uno spettacolo che nel 2022 e l'anno prima, anche se annullato per maltempo, costava solo un euro. Non ci credete? Ecco il sito con i prezzi degli spettacoli. Ma nessuno si disperi, da domani mattina il Ponte Vecchio e quello nuovo torneranno a disposizione di tutti, almeno fino al prossimo spettacolo. Grazie a Ferdinando Garavello. Adesso parliamo di Coldiretti, quindi parliamo di agricoltura e di giovani soprattutto, per sentire che notizie arrivano dall'Unione Europea. Sono Alessia Parisatto e oggi sono qui con molti altri agricoltori del Veneto proprio perché questa non è l'Europa che vogliamo. Non vogliamo un'Europa di Wonderland, perché con il fondo unico, con la burocrazia che riempie le nostre aziende, non riusciamo ad andare avanti, non riusciamo a sostenerci. Il reddito degli agricoltori, soprattutto dei giovani agricoltori, non è più sostenibile e questo non ci permette di investire. E se non ci permette di investire come agricoltori è un problema anche per il cibo, non ci permette di creare un cibo di qualità, un cibo sano e anche di sostenere il territorio. In qualche modo collegata a questa notizia, a questa intervista, c'è la vicenda dei dazi che Trump ha annunciato per l'Europa e naturalmente anche per il Veneto, dove c'è preoccupazione e sulla questione è intervenuto l'assessore regionale Roberto Marcato. Ci mancava solo questa, come se non bastassero le guerre drammatiche che continuano ad esserci, il tema energetico, le materie prime, cioè come se non bastasse tutto questo ci mancavano anche i dazi. Cioè, i grandi colossi economici mondiali dovrebbero essere agevolatori di processi, non appesantire ulteriormente la situazione che non è delle migliori. La congiuntura economica e finanziaria la conoscete tutti, tutto serve tranne che i dazi. A margine della presentazione del nuovo piano di
di credito regionale a supporto delle imprese venete, l'assessore Marcato ha commentato l'annuncio di Trump sui dazi al 30% per l'Unione Europea. Gli imprenditori per loro natura hanno bisogno di fare investimenti, quindi di pianificare investimenti e avere un'idea di piano industriale. Con un interlocutore come l'America, che ogni 3 minuti cambia l'assetto complessivo dei rapporti fra paesi, diventa difficile fare tutto questo. Evidentemente uno deve sapere se l'anno prossimo avrà dei dazi oppure no, perché non è che può prescindere da questo. Ripeto, siamo già in una congiuntura particolarmente fragile. Forte preoccupazione è stata espressa anche dalla presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carronna. Temiamo dei contraccolpi pesanti, ha dichiarato. L'Unione Europea sia unita e ferma. Ma secondo la CGIA di Mestre il Veneto può puntare su 3 aspetti. Noi abbiamo 3 fattori che portano a un po' di ottimismo, soprattutto noi veneti. L'Italia e dentro l'Italia in modo particolare il Veneto. Primo, noi abbiamo un elenco prodotti che esportiamo molto lungo, quindi se non va uno va l'altro, questa è un po' il nostro motivo di un minimo di ottimismo. Secondo motivo, abbiamo un lunghissimo, il più lungo elenco di paesi clienti verso i quali esportiamo. Evidentemente se va male o si rompono gli equilibri con un paese può darsi che troviamo spazio in un altro. Terzo, anche nei confronti del mercato americano statunitense noi abbiamo esportazioni di medio-alta gamma di prodotti. Significa che i clienti nostri negli Stati Uniti sono in grado di spendere. Un po' questa è la situazione, l'allarme provocato in Veneto, ma i dazi preoccupano anche le imprese artigiane padovane. Abbiamo aperto un po' una pagina sulla vicenda dazi e la approfondiamo appunto anche ponendoci dal punto di vista degli artigiani di Padova. Verrà colpito l'export di oltre 400 aziende manufatturiere, coinvolti più di 3.500 addetti. L'annuncio di Donald Trump e dei dazi al 30% per l'Unione Europea a partire dal 1 di agosto fa tremare 400 imprese padovane esportatrici del settore del manifatturiero. Il 22,3% delle 10.200 aziende del settore della nostra provincia è coinvolta direttamente nel commercio dei prodotti con gli Stati Uniti. L'incremento dei dazi previsto da Trump mette a rischio le imprese e i loro addetti che stanno riprendendo slancio nel post-Covid. 400 imprese per 3.500 persone che lavorano su queste imprese hanno l'export in America. Un taglio del 30% con i dazi vuol dire mettere in ginocchio le nostre imprese che già oggi hanno e lavorano con grande difficoltà con una concorrenza che del costo dell'energia ed una concorrenza che logicamente la fa vedere ancora di più. Complessivamente Padova ha esportato 1.240 milioni di euro negli Stati Uniti nel 2024 e i beni esportati per la gran parte sono prodotti di alta qualità con acquirenti ad alto reddito. A questo si deve aggiungere l'export verso i paesi europei, spiega Montagnin, che poi esportano a loro volta in America. Io chiedo a voce forte e voce alta che da parte del governo ci sia subito un'interlocuzione per mettere in moto subito gli strumenti necessari per le nostre aziende, per il sostegno del credito, per il sostegno della cassa integrazione e per riuscire ad avere una voce forte in Europa per far capire che questa non è la strada giusta per il nostro Made in Italy e per le nostre imprese. E allora questo dal punto di vista degli artigiani a Padova. E adesso se vuoi parlare di commercio, anche se non proprio legato direttamente ai dazi, ma ai negozi e alle imprese giovanili, scopriamo che sono in calo, aumentano quelle degli over 55, tiene il commercio ma solo quello dei prodotti di qualità. Esplodono terziari e turismo, sono i risultati di uno studio fatto nel Trevigiano. È diminuita l'opportunità di fare impresa, i giovani non fanno più impresa, abbiamo perso oltre 1.000 imprenditori giovanili con meno di 30 anni. Il quadro del mercato del lavoro si è sviluppato nella componente più precaria della flessibilità, mentre i contratti a tempo indeterminato al netto delle trasformazioni sono scesi di 77.000 unità. La domanda che lo studio si era posta era quella di comprendere se le liberalizzazioni volute dal pacchetto Bersani ormai oltre 10 anni fa avessero o meno incrementato lo sviluppo del commercio.
La risposta è in chiaroscuro. Se da un lato giovani e commercio calano, dall'altro le imprese legate al turismo e ai servizi aumentano in modo quasi esponenziale, con un più 932 per i primi e un più 4.111 per i secondi. Ma una città fatta solo di bar e affitti turistici non è destinata a durare a lungo. Per mantenere viva l'attrattività del nostro territorio abbiamo bisogno anche di una diversificazione, abbiamo bisogno di un'integrazione tra i cittadini, abitanti e residenti e i turisti che possono arrivarci. In questo senso, insomma, gli esercizi commerciali creano quelle relazioni che qualificano l'esperienza della conoscenza di un territorio. Il grido di allarme arriva dall'analisi sui giovani che in maniera massiccia se ne vanno all'estero, magari dopo aver studiato proprio a Treviso. Un dato preoccupante è la perdita di tanti giovani che dopo aver terminato gli studi qui partono verso l'estero cercando delle nuove prospettive. Pertanto, come parti sociali dobbiamo essere impegnati tutti a trovare delle soluzioni attraverso la contrattazione di secondo livello per creare buon lavoro, perché oggi i giovani chiedono maggiore qualità di vita. Giovani che chiedono anche salari adeguati. L'Italia è l'unico paese europeo nel quale gli stipendi sono fermi a 20 anni fa e nemmeno la grande rivoluzione di questi anni, quella digitale, è riuscita a cambiare le cose. 13:06, prosegue il nostro Focus TG di oggi, martedì 15 luglio, e andiamo a Bassano del Grappa, anzi no, per la precisione andiamo a Crosara di Marostica, nel Bassanese, comunque per parlare del tema migranti che agita il dibattito politico. Sarebbero una quindicina in arrivo in una struttura gestita da una cooperativa. Il caso scoppia nella notte tra sabato e domenica ed è il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, a renderlo pubblico con un lungo post sui social. Sono venuto a conoscenza da una consigliera comunale, quale a sua volta è venuta a conoscenza delle informazioni da parte di alcuni cittadini residenti che nella zona di Crosara sarebbero arrivati dei migranti nelle prossime settimane all'interno di una struttura di una cooperativa. Ad un primo controllo del protocollo comunale ancora non risultano comunicazioni ufficiali in merito. È bastata questa ipotesi per scatenare commenti in rete, in genere negativi, contro questo centro di accoglienza che sarebbe in una zona periferica di Crosara. Mi dispiace delle modalità, ripeto, perché qui non è una questione di essere razzisti come mi ha dittato qualcuno, anzi penso di essere l'unico sindaco leghista e l'unica amministrazione con questi colori ad avere investito anche tramite l'apertura di un CPA nel nostro territorio che favorisce oltremodo l'integrazione delle persone attraverso i corsi di italiano e anche la possibilità poi di fare il riconoscimento della cittadinanza italiana grazie ai corsi sulla lingua. Quindi qui non è un discorso di razzismo, è un discorso di onestà verso i cittadini e una questione soprattutto morale di rispetto verso le istituzioni. Sarebbe bastata, dice il sindaco, una telefonata per ammorbidire la questione e rendere il caso più gestibile. Avrei potuto organizzare degli incontri con la cooperativa, con i servizi sociali del Comune di Marostica, con tutte quante le autorità di polizia locale presenti sul territorio e anche e soprattutto provare a vedere, come già facciamo anche per i residenti italiani, l'inserimento nel mondo del lavoro nelle aziende del territorio. Il sindaco ha intenzione di chiedere chiarimenti anche alla prefettura. Fatta così, io francamente come amministratore non la accetto. Chiara la posizione del sindaco Mozzo, direi. Torniamo alla cronaca e andiamo a Trieste adesso con i nostri colleghi di Tele4 che ci raccontano di un cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in un palazzo abbandonato di via Lazzaretto Vecchio. Una persona senza vita è stata ritrovata all'interno di questo stabile abbandonato in via del Lazzaretto Vecchio, una persona a quanto pare in avanzato stato di decomposizione. Sembra si tratti di un senza tetto. Polizia di Stato sul posto, vigili del fuoco che sono entrati all'interno della struttura. Il tratto di via del Lazzaretto Vecchio è stato momentaneamente chiuso per consentire le operazioni. Secondo quanto appreso sarebbe stata avviata una segnalazione circa alle 9 qualcosa di questa mattina perché si sentiva un cattivissimo odore provenire proprio dalle stanze interne a questo stabile e quando i pompieri e la Polizia di Stato sono arrivati sul posto hanno appunto trovato il cadavere, un senza tetto a quanto pare, dicevamo, quindi a questo caso si aggiunge anche il dramma delle morti in solitaria negli stabili sfitti di Trieste.
Grazie alla redazione di Tele4. Adesso apriamo una pagina politica, ovviamente legata anche alle elezioni regionali. La mia lista civica sarà argomento di discussione, questa è la convinzione di Luca Zaia in vista del tavolo nazionale del centrodestra fissato per queste ore, per le prossime ore, in vista delle regionali. Quanto alla data, il Presidente torna a chiedere l'Election Day, una data unica per le 6 regioni chiamate alle urne. Stiamo attendendo di capire se si riesce a fare un election day nazionale, cioè quindi mettere assieme tutti. Siccome questo era il messaggio che arrivava da Roma e semplicemente non si è fissata la data per questo, non ci sono altre strategie. Se non ci sarà l'election day fisserò la data come è giusto che sia. Nessuna dietrologia, nessuna tattica occulta, semplicemente Luca Zaia aspetta un segnale esterno, visto che le regioni al voto in autunno saranno 6, inutile andare in ordine sparso, il principio ribadito di fatto anche da Massimiliano Fedriga in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, che aggiunge un tassello rigorosamente tecnico e amministrativo, ma dall'indubbio peso specifico. Viviamo un rischio concreto, cioè quella di far andare in bilancio provvisorio queste regioni, con la scadenza PNRR, ricordo, a giugno del prossimo anno. Quindi bisogna trovare una soluzione, o sia quella di rinviare di qualche mese le elezioni, o sia quello di fare una norma ad hoc per non andare in bilancio provvisorio. Qualsiasi essa sia, però dobbiamo tutelare, perché oltretutto rischiamo con questa tornata elettorale di consegnare ogni 5 anni a 5 regioni di andare in bilancio provvisorio. C'è poi la sostanza politica, con il tavolo nazionale del centrodestra chiamato a riunirsi nella prima parte della settimana, ordine del giorno proprio le regionali. Per il Veneto Meloni, Tajani, Salvini dovranno iniziare soprattutto a sciogliere il nodo del candidato presidente, soppesando un altro fattore dirimente, ovvero la presenza di una lista Zaia che lo stesso Zaia sembra dare per scontata. Ovvio che immagino che il tavolo nazionale anche questo sarà un argomento di discussione, visto e considerato che l'eventuale lista Zaia è una lista che è rispettosa nei confronti anche di tutti coloro che non votano Lega, che non votano centrodestra, ma che comunque si sentirebbero, sarebbero disponibili a sostenere magari comunque una candidatura. Lista Zaia da un lato, futuro personale di Zaia dall'altro, con il diretto interessato che continua a professarsi fatalista. In Veneto si dice, c'è un proverbio che dice tutti la volle, nessuno la ciol, o tutti lo volle, nessuno lo ciol. Cioè, non ho la più pallida idea, guardi, zero assoluto, nel senso che non ho mai partecipato a riunioni o tavoli nei quali ci si occupi del mio futuro. Vedremo cosa accadrà, bisogna essere anche fatalisti, no? E sempre legato alle regionali abbiamo anche sentito Luca De Carlo dopo una settimana convulsa nel centrodestra. Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia getta acqua sul fuoco. La partita sul Veneto non spaccherà il governo, rimarremo uniti. A chiederlo è direttamente Giorgia Meloni. Io trovo improbabile, se non impossibile, che si vada disuniti, quindi trovo improbabile e assolutamente impossibile che questo governo possa implodere. Tante sono le cose che dobbiamo fare ancora per gli italiani. Il governo è stracoeso e mi dispiace per la sinistra, perché per questi 2 anni che mancano e anche per i prossimi 5 credo che non toccherà palla. Alla fine di una delle settimane più tese per il centrodestra veneto, e cominciano a essere davvero tante, è Luca De Carlo, numero 1 dei Fratelli d'Italia, a gettare acqua sul fuoco. Le turbolenze, soprattutto quelle tra Lega e Forza Italia, non diventeranno frattura e l'esecutivo Meloni non subirà ripercussioni. Non sarà quindi la partita sul Veneto a spaccare il governo. Questo è il pensiero, anzi la certezza, del senatore meloniano, ex sindaco di Calalzo, più volte dato in pole position per succedere allo stesso Zaia. Il diretto interessato continua a non scomporsi. La formula resta quella del miglior candidato possibile. La missione per De Carlo è semmai un'altra: tenere insieme l'alleanza. Poi Giorgia Meloni ha affidato a me questo compito 5 anni e mezzo fa in Veneto, e finché io avrò questo ruolo continuerò a comportarmi secondo quello che le indicazioni che mi dà il leader, senza pensare a quello che sarà il futuro di Luca De Carlo.
Giorgia Meloni ha sempre detto, anche quando eravamo all'1%, che noi dovevamo essere il collante del centrodestra. Lo abbiamo dimostrato con le scelte, non siamo stati al governo con nessun governo che non fosse espressione solo del centrodestra. Quanto al fattore tempo, anche qui, almeno ufficialmente, nessun psicodramma. Si aspetta la data delle elezioni nella finestra tra il 21 settembre e il 23 novembre, con Zaia chiamato a prendere una decisione definitiva. Non credo che incida particolarmente il fattore tempo. Ad oggi non abbiamo una data alle elezioni e quindi credo che a catena, una volta decisa la data alle elezioni, si potrà anche ragionevolmente decidere, posto che se la coalizione è compatta possiamo scegliere il candidato anche 40 giorni prima delle elezioni, che non c'è nessun problema. Questa è la pagina politica, adesso ci fermiamo per un attimo, poi torna per l'ultima parte, Focus TG. Alle 13:17 riparte Focus TG, ancora un quarto d'ora scarso per farci compagnia e per parlare del delitto di Margherita Ceschin. In aula hanno iniziato a parlare gli imputati. La donna, trovata morta a Conegliano nel giugno del 2023, non doveva essere uccisa ma solo intimidita e spaventata. Così ha riferito Candy Maria Rodriguez, l'ex fidanzata di Joel Lorenzo, anche lui a processo per l'assassinio, che sarebbe stato ispirato da Enzo Lorenzon, l'ex marito della vittima. L'udienza è stata sospesa per indisposizione del giudice e rinviata al 18 e al 25 di settembre. Dalle dichiarazioni già di Candy è emerso in maniera chiara un elemento che è dirompente nell'ambito di questo procedimento, ossia che il mandato che era stato conferito a Sergio era non quello omicidiario come sostenuto dalla procura, bensì un mandato ad intimidire in qualche modo la signora Ceschin per farla desistere dalle pretese creditorie che avanzava nei confronti dell'ex marito. Margherita Ceschin non doveva essere uccisa, ma solo intimorita, spaventata, intimidita. E questo è il passaggio chiave della deposizione in aula di Candy Maria Rodriguez, la 26enne dominicana accusata di aver avuto un ruolo di intermediazione nell'assassinio della 72enne, trovata morta soffocata con il torace sfondato nel suo appartamento di Conegliano nel giugno del 2023. Un delitto su commissione, l'impostazione dell'accusa, mandante l'ex marito di Ceschin, quell'Enzo Lorenzon, oggi ottantenne, che non voleva più corrispondere alla donna un assegno di mantenimento da 10.000 euro al mese e che per questo aveva soldato una banda di dominicani. Rodriguez, che per la prima volta ha parlato in aula, è anche la fidanzata di Joel Lorenzo, a sua volta accusato di aver partecipato al delitto con il fratello Sergio e Matteo Garcia, detto Molongo, anche loro presenti in corte d'assise. Joel, va ricordato, si trova imputato in un altro processo perché stradato dalla Repubblica Dominicana solo a inizio di quest'anno. Insomma, Candy, che di fatto ha ammesso di aver favorito la fuga del compagno per amore, ha riportato quanto le era stato detto da Joel riguardo quel maledetto agguato poi finito nel sangue. Quando ha saputo quello che era successo e in che termini costui era coinvolto, si è trovata, diciamo così, a fronteggiare da un lato le ragioni del cuore, quelle della famiglia, di cui ci parla ancora Sofocle nell'Antico e nel IV secolo a.C., e quelle della legge, che spesso confliggono. Questa è la cosa che mi ha detto dalla prima occasione in cui ci siamo incrociati. Sono stata stupida, ma del resto stiamo parlando con una ragazza che all'epoca dei fatti aveva 22 anni. La deposizione di Candy segna un punto anche per la difesa del presunto mandante Enzo Lorenzon. Io direi che al di là della premeditazione, per come stanno evolvendo i fatti processuali, potrebbe anche venir meno proprio l'ipotesi della volontà omicidiaria. Non si esclude poi un confronto tra fratelli, tra Sergio e Joel. Ormai le accuse sono incrociate quanto terribili. Potrebbe essere oggetto anche di un eventuale confronto tra gli imputati, valuteremo eventualmente se chiederlo all'esito degli esami dei miei assistiti. E grazie a Christian Arboit per questo servizio. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo degli esami di maturità, i 3 casi di esami orali sostenuti in Italia, o meglio non sostenuti in Italia, stanno facendo un po' il giro
delle notizie, quindi delle cronache, fanno discutere il vicepreside del liceo Brocchi di Bassano, Riccardo Poletto, pur non condividendo questa scelta, è convinto che la scuola debba fermarsi e ascoltare il messaggio che i giovani stanno lanciando. Studenti e studentesse che si rifiutano di fare l'orale alla maturità. È un chiaro segno di protesta, un chiaro segno contro la situazione scolastica attuale, che piaccia o no, è un messaggio che vogliono lanciare al mondo della scuola intero. Matematicamente vengono promossi perché hanno raggiunto allo scritto risultati eccellenti, però appunto in segno di protesta loro dicono no, noi l'orale non lo vogliamo sostenere, come Riccardo Poletto, che tra l'altro è anche vicepreside al liceo Brocchi di Bassano. E come vede questa cosa? Come vede questo messaggio che i giovani vogliono lanciare e stanno lanciando? Sono ben 3 in tutta Italia che hanno deciso di non affrontare la prova orale. Ma guardi, dal mio punto di vista la scelta in sé non è una scelta corretta, perché responsabilità vuole che se si inizia un percorso lo si conclude con tutte le tappe che questo percorso prevede, quindi con l'esame di Stato in tutte le sue prove, anche il colloquio orale. Poi certamente le motivazioni addotte soprattutto dal primo ragazzo che ha fatto questa scelta fanno pensare, perché se il messaggio che lui ha voluto mandare, pur con un modo che io considero sbagliato, non cerchiamo di concentrarci troppo sui numeri, sulle medie, quindi non vogliamo come ragazzi essere identificati con un numero. Questo può essere un messaggio che va colto anche nella sua parte positiva. La valutazione non è mai una misurazione, non deve mai esserlo, però se da parte degli studenti la percezione non è questa, mettiamoci attorno a un tavolo e parliamone, perché effettivamente il rischio non soltanto da parte degli insegnanti, qualche volta più da parte dei ragazzi, dei genitori, è di essere fissati proprio su quella media anno per anno e poi su quel voto finale che sembra quasi possa completare la visione di un lavoro di 5 anni. Non è così, quel numero è importante, ci mancherebbe altro, però bisogna stare molto attenti a non darne un peso eccessivo. E adesso torniamo un po' alla politica, perché facciamo il punto della situazione con il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, su alcuni temi di grande attualità, i dazi per esempio al 30%, che ripercussioni possono avere nella sua regione, e poi insomma anche altri temi attuali. Con i dazi degli Stati Uniti al 30% sui prodotti europei a partire dal 1° di agosto, il sistema Italia rischia ricadute per 35 miliardi di euro in una regione vocata all'export come il Friuli Venezia Giulia, dal vino al legno arredo sino alla cantieristica navale, solo per citare alcuni settori. Si prefigura un contraccolpo da 1 miliardo di euro. Danno enorme all'Europa e agli Stati Uniti. Io tengo a ricordare che l'alleanza tra Europa e Stati Uniti, non soltanto politica ma anche commerciale che c'è sempre stata, ha garantito una crescita importante. Basti vedere banalmente cosa negli ultimi 15 anni e quanto negli ultimi 15 anni sono cresciuti gli Stati Uniti. Evidentemente c'è stato un vantaggio economico enorme per gli Stati Uniti stessi. Quindi dobbiamo continuare a negoziare con l'amministrazione americana in senso responsabile, non avere reazioni isteriche. Tornando alla politica italiana, si parla insistentemente di un incontro a livello di centrodestra nazionale per le regioni che in autunno andranno al voto per scegliere il proprio governatore, con situazioni quanto mai complicate a livello di continuità amministrativa. No, di solito tra governatori non ci vediamo per fare il punto sulle elezioni. È chiaro che oggi viviamo per le elezioni che vanno al voto in autunno, viviamo un rischio concreto, cioè quella di far andare in bilancio provvisorio queste regioni, con la scadenza PNRR, ricordo, a giugno del prossimo anno. Quindi bisogna trovare una soluzione, o sia quella di rinviare di qualche mese le elezioni, o sia quello di fare una norma ad hoc per non andare in bilancio provvisorio. Qualsiasi essa sia, però dobbiamo tutelare, perché oltretutto rischiamo con questa tornata elettorale di consegnare ogni 5 anni a 5 regioni di andare in bilancio provvisorio, è un po' particolare. Poi la crisi della Triestina, su cui il governatore del Friuli Venezia Giulia torna a fare un appello preciso al presidente Ben Rosenzweig. Io non l'ho visto e poi ovviamente le istituzioni non sono direttamente interessate alla questione.
Ho fatto l'ennesimo appello di responsabilità da parte della proprietà, che se è in grado di mettere le risorse necessarie per proseguire lo faccia, ma se non è in grado di farlo e la consapevolezza di non poterlo farlo, che vada sul mercato e cerchi un acquirente che salvi la società. Infine gli eventi estivi che stanno ponendo la regione al centro del panorama nazionale, dal concerto di Robbie Williams giovedì allo Stadio Rocco all'esperienza di successo del Cirque du Soleil. È un evento, devo dire, che sta catturando l'attenzione mondiale. Conosco persone veramente che vengono da tutto il mondo per vedere l'unica data italiana di Robbie Williams, che sarà in Friuli Venezia Giulia, che sarà a Trieste, e devo dire che quest'anno con Go25 abbiamo avuto una serie di grandi eventi che ha veramente catturato l'attenzione. Penso sempre nella città di Trieste a Cirque du Soleil, che persone che sono arrivate da tutto il mondo per vedere Cirque du Soleil con un numero di spettatori straordinario. Penso che abbiamo raggiunto Roma e siamo a Trieste. Ora a Belluno per una vicenda tra la politica e la cronaca, con un'aggressione fisica all'interno del municipio, un consigliere comunale convinto a non chiamare il 118, sullo sfondo un'associazione vicina a Fratelli d'Italia, destinatari di affidamenti per eventi e iniziative. Sono gli ingredienti della spy story in salsa bellunese che scuote il palazzo del municipio, Palazzo Rosso, e riaccende tensioni anche in maggioranza. Armando Stefani, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare la sua verità a Gigi Sosso del Corriere delle Alpi. La vicenda è quella della presunta aggressione nell'ufficio dell'assessore al turismo Paolo Luciani. A mettergli le mani addosso, riferisce Stefani, Massimo Della Vecchia, referente dell'associazione Pensiero e Azione. I due si erano incontrati per mettere un punto sul coordinamento delle attività di food and drink previste per la sagra della Madonna Addolorata dello scorso aprile. La versione di Armando Stefani all'incontro in rappresentanza del Circolo dei Rumeni è una bomba politica. La discussione è degenerata, racconta, mi ha messo le mani attorno al collo e sono caduto dalla sedia, ma mi hanno fatto capire che non dovevo andare al pronto soccorso e non l'ho fatto. Dell'episodio, spiega Stefani, nel giro di pochi minuti sono stati informati tutti, sindaco in primis. Parole pesantissime su un episodio scatenato dall'iperattività di Pensiero e Azione, associazione fondata da Monica Mazzoccoli, coordinatrice del Circolo di Belluno di Fratelli d'Italia. A fine 2022, una volta assunto l'incarico di assessore allo sport, Mazzoccoli e altri due collaboratori lasciano l'associazione per ragioni di opportunità, associazione che viene presa in mano dal collega di partito Massimo Della Vecchia, portavoce del coordinamento provinciale Rete Immigrazione. In questi 3 anni, secondo i rumors, in alcuni casi accertati da determine di Palazzo Rosso, Pensiero e Azione è stata affidataria diretta dell'organizzazione di eventi in città. L'ultimo, in ordine di tempo, il Mundialito, prima ancora aspettando i fish shot il 4 e 5 aprile scorsi. Una gestione opaca, secondo Stefani, che da tempo contesta metodi e beneficiari, ma la sua non sarebbe una protesta solitaria. Certo è, da quell'episodio al vaglio della Procura di Belluno, l'atteggiamento di Stefani in Consiglio Comunale è cambiato. I suoi voti contrari o di astensione sono stati espressi solo per ragioni tecniche. Non c'è alcun caso politico, smorza i toni il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandro Farina. Resta, sullo sfondo, una pagina inquietante per Palazzo Rosso, mentre fuori i cittadini si domandano chi comanda davvero in comune e a beneficio di chi. Grazie a Tiziana Bolognani, sono le 13:30, quindi è il momento di salutarci. Finisce qui Focus TG di oggi. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio con i programmi di Rete Veneta.